Abbiamo visto il gruppo Sant'Ufredo indossare la berrita, segnalo questa cosa perché è importante che anche i gruppi di Nuoro abbiano ripreso finalmente ad indossare questo capo, dopo averlo dimenticato per anni. Ecco, inquadrata l'associazione Nugoresas, che è tutta al femminile Sì. ed è di recente, è nata nel 2003, ragazze che si sono messe insieme, hanno creato un gruppo, tra l'altro si danno molto da fare in città, organizzano un festival internazionale del folklore e adesso l'associazione folclorica culturale Nugoresas eseguirà su Dillu all'organetto Carlo Boeddu. Stasera invece su Nugoreso Antico, sempre all'organetto con Carlo Boeddu. Ci godiamo questo ballo interpretato da Sasa Nugoresa. Se vediamo qualche settimana fa il festival organizzato da queste ragazze e curano anche altre iniziative non solo nella città, proprio la conferma di quanta voglia di fare c'è molte volte in queste associazioni. E questo era il gruppo Desas Nugoresas, associazione quindi del capoluogo della Barbagia. Ci fermiamo solo per qualche attimo per la pubblicità.